Kubrick è sempre stato etichettato come difficile, scomodo, no? Non si faceva vedere, faceva poche interviste, tutti dicevano che era un uomo scorbutico. Sì, dicevano questo perché nessuno lo conosceva così vicino come l'ho conosciuto io. A lui non piaceva presentarsi al pubblico, oppure quando c'era una festicciola, diciamo, lui preferiva fare questa festicciola o un festone a casa sua. Of something going wrong with the bomb. Senta, lei l'ha conosciuto sul set di Arancia Meccanica e poi fino alla fine siete stati amici e vicini. Si ricorda cosa ha pensato la prima volta che l'ha visto? Ha detto: chi è questo? Sì, questo è stato curioso perché io mi aspettavo un regista tutto ben vestito, profumato, e quando si è presentato questa persona mi ha guardato, ha detto good morning, I am Stanley Kubrick. Ho fatto good morning and I am Emilio D'Alessandro. Io ci sono rimasto, dissi, un regista e va vestito così. C'è cresciuta un'amicizia tra me, tra noi, la mia famiglia e la loro famiglia, che era una famiglia, diciamo, attaccata. E tu pensi che 30 anni con lui e 17 con i miei genitori, c'è stata questa differenza. Abbiamo rivisto Shining, cosa ricorda di quel set? Visto che lei era lì con Jack Nicholson, insomma. Durante questa ripresa che faceva Jack Nicholson con l'accetta, che gli esce il sangue mentre lui batte strada, i genitori di Stanley volevano vedere questa cosa. Stanley fece a me: per piacere, siediti con loro, perché un po', non gli ho spiegato tutto, che è una cosa per il cinema, non è una cosa proprio che lo ammazza, ma è capace che loro si impaurano. Allora i suoi genitori stavamo là mentre si tirava sta scena. Ha fatto il padre di Stanley: e dove sta la cosa che fa paura? Ti prego! Sono il lupo cattivo! E ridevo. Stanley faceva a me e io ho fatto tutto a posto.